Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Una puntata dove protagoniste sono sicuramente le due ruote tassellate da Bibione, dove lo scorso fine settimana si è svolto il trofeo KTM assieme a quello Husqvarna e Gas. Abbiamo intervistato volti noti del mondo dell'enduro come il 5 volte iridato Joe Sala, ma anche Peter Bargvall, il pilota svedese per 2 volte vincitore di un titolo mondiale. Partiamo con le notizie, andiamo a vedere quello che è successo sui campi di gara lo scorso fine settimana. Successo francese nel Mondiale Enduro GP 2021 per Lorenzo Macoritto nell'ultima gara della stagione di domenica 17 ottobre in Francia, nell'Alta Loira. Il pilota di San Daniele, alfiere del Motoclub Manzano in sella alla TM 250 ufficiale del Team Boano, conquista la 6ª vittoria stagionale tra gli junior. Dopo la gara del sabato, dove alcune cadute lo hanno escluso dalle posizioni di vertice, il pilota friulano si è rifatto la domenica con una gara da subito all'attacco, vincendo 7 delle 9 prove speciali disputate, precedendo il compagno di squadra Matteo Pavoni sulla TM 300, neocampione del mondo junior staccato di 28 secondi. Terza posizione per il britannico Jed Echels su Fantic, giunto con un ritardo di 47 secondi da Macoritto. Va in archivio una stagione molto positiva per Lorenzo Macoritto, che mette in bacheca il titolo mondiale a squadre, conquistato con la nazionale italiana junior alla 6 giorni, un secondo posto nel mondiale junior ed il sigillo nel campionato italiano nella classe 252 tempi, conquistata nell'ultima tappa di Maniago a settembre. Una notizia di trial: domenica 17 ottobre a Colico, in provincia di Lecco, nell'ultimo appuntamento del campionato italiano trial, il friulano Giacomo Brunisso si è laureato campione italiano trial nella classe TR3 125. Il pilota in sella alla beta, dopo una stagione da protagonista, conquista il titolo tricolore nella gara corsa nell'incantevole cornice della località affacciata sul lago di Como. Presidente, direi che si parte alla grande con il trofeo KTM Husqvarna Gas per il primo weekend di spettacolo a Bibione. Ma siamo partiti alla grande, dobbiamo ringraziare chi di dovere lassù che ci ha dato un tempo strepitoso, perché queste cose hanno bisogno anche di questo, soprattutto di questo, ma poi un richiamo incredibile. Abbiamo oltre 400 piloti, un pubblico infinito e quindi giornata top. Tutto questo in proiezione di quello che sarà il prossimo fine settimana. Li cambierà completamente, motocross sulla sabbia il sabato sera e poi c'è il Triveneto di enduro. Esatto, quindi partiremo sabato sera circa alle 18:30 con la Night Race Show, quindi uno spettacolo impressionante fronte Piazzale Zenith, per cui luci, fuochi d'artificio e droni e immagini incredibili. E poi, una volta terminato, passeremo la domenica mattina dalle 8:30 fino alle 14 circa col Triveneto Enduro. Cambierà completamente ovviamente per il sabato sera il tracciato rispetto a questa sera, perché il format è diverso. Sì, il format, nulla a togliere al trofeo KTM, ma la Night Race ci sono piloti crossisti veri, quindi cambieremo, li renderemo un po' più non difficoltoso, ma bensì più adatto alle loro manette. E avremo dei nomi molto importanti e quindi spettacolo sicuro assicurato. Weekend di motori a Bibione con il trofeo enduro KTM Gas e Husqvarna, che ha portato nella città balneare circa 400 piloti provenienti da tutta Italia. 2 le prove speciali cronometrate, con la spettacolare cross test sulla sabbia nel tratto di spiaggia di fronte a Piazzale Zenith e la prova enduro in linea a Cesarolo, una classica su terreno compatto. Non è mancato il pubblico delle grandi occasioni già dalla notturna del sabato sera. Vittoria di Tommaso Montanari, pilota ternano, in sella alla KTM 500 4 tempi, seguito da Andrea Castellana su Husqvarna 350. Terza posizione per Niccolò Bruschi su Gas 250 4 tempi. Le ruote tassellate ancora protagoniste questo fine settimana con la Night Race, la gara di motocross sulla sabbia in notturna nella zona di Piazzale Zenith sabato 23 e l'appuntamento con il campionato Triveneto Enduro che andrà in scena domenica 24 ottobre.
Rispetto allo scorso anno, format leggermente diverso, le batterie non saranno così numerose, onde evitare problemi, diciamo, di interruzione. Esattamente, l'anno scorso partivamo in 50, abbiamo capito che la cosa è un po' esagerata sotto il punto di vista della sicurezza, quindi faremo delle manche da 25 l'una per più volte, per poi arrivare a una super finale da cui si vedranno le vere manette. Bibbione rivitalizzata anche in un periodo totalmente fuori stagione, a ottobre solitamente qua non si vede nessuno, come è normale che sia. Sì, esatto, esattissimo. E una domenica di ottobre c'è qualcuno che passeggia, la famiglia e tutto il resto. Siamo riusciti, grazie al tempo, a far arrivare un sacco di turisti occasionali, chiamiamoli così, appunto per il fatto della curiosità delle moto e via dicendo. E io penso che la gioia dei commercianti e dei ristoratori in questi paio di giorni sia veramente alta. Oltretutto per noi è altissima, perché è un onore aver ospitato un trofeo così importante, il Triveneto, che non è meno importante anche se è solo della zona, però portare questa gente in una località in un periodo di bassa stagione non è facile. Poi Piazzale Zenith si presta per manifestazioni di spettacolo come questa. Sì, esattamente, Piazzale Zenith è una location meravigliosa, a fronte mare, dove c'è lo spazio per parcheggiare, parcheggi ovunque, poi la location ottima anche per paddock e quant'altro, dove possono trovare appunto dei chioschi, possono trovare chi rivende qualche oggetto, qualche accessorio per le moto, e quindi ecco che poi la giornata passa veloce. Se facciamo la somma tra i piloti presenti quest'oggi, quelli del prossimo fine settimana, sia il sabato che la domenica, vuol dire numeri importantissimi. Numeri importantissimi, adesso io faccio un azzardo a dire al Triveneto, però siamo intorno ai 600-650 nel totale di tutti e due i weekend, sono numeri importanti. Gio Sala, un altro anno a Bibbione, quest'anno il gran finale. Sì, è un evento incredibile, la location è spettacolare, la prova speciale su sabbia è particolare, il contesto è molto bello, quindi è bello avere la finale dei trofei in un contesto del genere, molto piacevole, anche se qualche pilota ci rendiamo conto che non è molto preparato su questo tipo di terreno sabbioso, che è piuttosto impegnativo, però fa parte del gioco, fa parte dell'enduro e quindi una bella situazione. Dicevamo, la sabbia certamente può essere ostica per molti piloti che si trovano effettivamente in difficoltà, anche perché non è un terreno usuale per un campionato come questo. Ma in genere non è un terreno abituale per noi italiani, in quanto le location con la sabbia sono limitate a certi periodi dell'anno e solo in certe situazioni si ha l'opportunità di guidare, quindi anche per un allenamento su questo terreno diventa complicato. Sicuramente, essendo un fuoristradista, più o meno se la cavano, chi più chi meno, poi alla fine tutti si divertono, che sostanzialmente quello è lo scopo. Il Moto Club è stato bravo a preparare una speciale non troppo complicata, non troppo sinuosa. È ovvio che poi col passaggio delle moto si fa difficile per le buche, però tutto sommato direi che è una situazione a cui piace prevalentemente a tutti i piloti. Qua ci troviamo a pochi chilometri da Lignano Sabbiadoro. Quali ricordi legati al 12 ore e soprattutto alla sabbia? Ma sicuramente l'ambiente che c'era a Lignano era una cosa unica, uno spettacolo unico nel genere del fuoristrada, dell'enduro. E sicuramente il mio ricordo migliore è la vittoria. Avendo vinto ho avuto una grande soddisfazione, perché, come dicevamo, è un terreno particolare dove andare forte è abbastanza difficile, e riuscire a giudicarsi a Lignano è stata una grande soddisfazione, che la metto volentieri nel palmarès della mia carriera. Allora, parliamo delle prove speciali. Le prove speciali sono favolose, sono dei piloti eccezionali e tutti quanti si adeguano molto bene alla sabbia, anche se non hanno mai corso, però la bella presenza fanno sempre orgoglio del Motoclub di Bibbione. Poi c'è l'altra prova, quella a Cesarolo, lì cambia completamente, lì è sul duro. Quella lì è una prova molto semplice, è un terreno giusto veramente per moto, è adeguata a tutti quanti e sono quasi 4 minuti così al giro, che così diamo un valore anche sull'entroterra.
E poi c'è il Triveneto la prossima fine settimana, lì cambia completamente, lì anche il valore in campo, soprattutto poi la gara del sabato sera. Quello del sabato sera è una cosa favolosa, come la notte è sempre stata una cosa favolosa. Però l'enduro e dopo tutta un'altra cosa di Triveneto e lì sono abbastanza bei piloti e speriamo sempre del bel tempo perché è quello che ci aiuta sempre di più. Torniamo indietro ad inizio ottobre con il Camera Car di Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, vincitori del Dolomiti Rally, ultima prova della Coppa Rally quarta zona. Ora l'equipaggio friulano si giocherà le sue carte nella finale di Coppa Italia Modena, sempre con la Hyundai i20 R5 della Friul Motor del patron Claudio De Cecco, che ha ottenuto la vittoria di zona nella classifica over 55. Anche lui sarà al via nella corsa emiliana e punterà a difendere il titolo conquistato nel 2020. E poi dopo questo spazio dedicato ai rally ritorneremo di nuovo con l'enduro di Bibbione. Ritarda a sinistra 4 meno quasi 30, sinistra 2 più, allarga in destra 6, 70, stacca a destra 2, allarga e sinistra 5, sta in largo 2 tempi, chiude 3 più, vai ai panettoni e destra 6 per destra 2 più, vai in anticipa, sinistra 4 più piena, in destra 4 più buona, non tagliare e in sinistra 3 più gira, vai per anticipa, sinistra 5 meno piena, in destra 4 meno gira buona, allarga 50, destra 5 scende, stringe, no paura, sconnesso per destra 5 meno 30, accenno destro, stacca e sinistra 2, apre 6, stai a destra, salta in sinistra 4 buona, gira, allarga 30, inversione destra in destra 2, vai, non tagliare e sinistra 5, apre 6, 50 mossi alla casa, attenzione destra 4, non tagliare, chiude. Anche quest'anno Bibbione non ha tradito le attese. Assolutamente no, ci ha colto il sole come lo scorso anno, il Motoclub BB1 fantastico, una spiaggia tirata come un biliardo, bravissimi, siamo davvero contenti di essere ancora una volta a Bibbione. Già da ieri sera si è visto tanto pubblico, riconfermato anche quest'oggi, curiosi, appassionati, questo vuol dire anche un legame particolare con KTM ma anche Gas e Husqvarna. Sì, abbiamo cercato di unire le forze con i colleghi di Husqvarna e Gas, è venuto fuori un evento davvero probabilmente ancora più bello di quello dell'anno scorso, perché riunire questi 3 importanti brand che rappresentano il 60% del mercato italiano dell'enduro è stato sicuramente importante e credo che anche chi ha partecipato si sia divertito molto. Un format questo del trofeo KTM da riconfermare anche per il prossimo anno, immagino che Bibbione sarà ancora nei programmi. Guarda, il format è da 16 anni che anno dopo anno subisce soltanto dei miglioramenti, quindi noi accettiamo consigli, critiche, siamo aperti a qualsiasi tipo di miglioramento. Poi è chiaro, non possiamo accontentare tutti e ovviamente Bibbione rimane nei piani anche per l'anno prossimo. Torniamo a ieri sera, è stata veramente una grande festa spettacolare di sport con un pathos veramente incredibile. Abbiamo avuto anche il neoeletto sindaco che è venuto a vedere di cosa si trattava, no? Perché magari lui non era ferrato nell'off-road e quindi Massimo Zamparo gli ha dato le istruzioni per l'uso e ieri sera è stato davvero come sempre uno spettacolo, perché una gara di fuoristrada in spiaggia in notturna è sempre qualcosa di affascinante, di particolare, di speciale e soprattutto di divertente anche per chi pratica questa disciplina. Non è casuale, niente è casuale il trofeo enduro KTM, niente. Appassionata o curiosa? Appassionata, Di cosa? Motocross, enduro, tutto? un po' tutto. Però è chiaro, viverla su una spiaggia come questa a ottobre con il sole diventa tutto ancora più prezioso. Esatto, Da dove vieni?
Concordia Sagittaria. Perciò pochi chilometri, ma la tua passione per le moto come è nata? Moto e anche motocross, ma specialmente qua vederle sul mare è ancora più bello. Bellissima, noi siamo stati solo la seconda volta che siamo qua e vabbè, l'evento è stupendo e ci stiamo divertendo un sacco. Da dove arrivate? Noi arriviamo da Mattighofen perché lui è Peter Bergwall e ha fatto l'apripista e niente, quindi siamo venuti. Beh, ci si deve adattare anche chiaramente sulla sabbia. Sì, beh, puoi chiedere a lui direttamente allora magari. Peter, l'impressione di questa 2 giorni qua a Bibbione? Veramente un bel evento, che si può dire, fantastico, c'è il mare, pista sulla sabbia, perfetto. Poi il bel tempo ha permesso anche la presenza di un pubblico numeroso sia ieri sera che quest'oggi. Sì, infatti è veramente tanta gente, sembra che tutti si divertivano, soprattutto ieri sera era bello, veramente bello. Poi la sera chiaramente riflettori, il megaschermo, tutto diventa più spettacolare. Esattamente, no, è veramente un bel evento e complimenti al Motoclub di Bibbione e KTM che ha fatto questo evento veramente bello. Parliamo di te. Di me? Niente, ho fatto un giro qua, mi hanno invitato, è stato veramente bello. Ovviamente legato al marchio KTM, questo è importante. Sì, esatto, io adesso lavoro in VP, siamo trasferiti a Mattighofen 2 anni fa e gestisco il reparto corse là e niente, è un bel gruppo diciamo. Siete previsioni per quanto riguarda il racing del marchio per il 2022, quali novità vedremo? No, è sempre in crescita soprattutto on-road, ma anche off-road abbiamo delle belle cose imprevisto, moto nuove, sviluppo è abbastanza sotto controllo e direi che siamo sulla buona strada in tutti i campi. Poi c'è la sinergia con gli altri marchi, KTM, Husqvarna, GasGas, questo è importante. Assolutamente sì, sono moto molto simili e tutti guadagniamo del sviluppo, delle sinergie del sviluppo insieme diciamo. E dopo la parte riguardante l'enduro, le immagini che stiamo vedendo fanno riferimento appunto alla gara di inizio ottobre con Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, vincitori al Rally Dolomiti, valida per la Coppa Rally quarta zona. Ora l'equipaggio friulano si giocherà le carte nella finale di Coppa Italia a Modena. Andiamo a vedere il video di Rally Chuck.
E su queste spettacolari immagini di Hard Enduro vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre con F Motori. Una buona serata a tutti da Marco Angileri.